Noi saremmo stati devastati se non avessimo avuto i tamponi rapidi. L'utilizzo dei test rapidi in Veneto ha evitato il formarsi di parecchi pericolosi focolai e salvato numerose vite nelle case di riposo. Roberto Volpe, presidente regionale dell'Unione Istituti per Anziani, non ha dubbi. Grazie ai test rapidi si è evitato il peggio. Se in Veneto oltre 100 strutture sono rimaste free Covid, è evidente che i tamponi rapidi che usavamo in quel periodo hanno funzionato. Non avremmo sicuramente intercettato il virus con i tamponi molecolari che magari stavano fuori 2 o 3 giorni per avere gli esiti. La differenza di contagi tra prima e seconda ondata si spiega facilmente, secondo Roberto Volpe, perché è evidente che con il lockdown totale della primavera 2020 le condizioni fossero profondamente diverse. Nelle 346 strutture del Veneto, dove ci sono 32.588 posti letto, ogni giorno noi abbiamo 20.000 persone che entrano ed escono dalla struttura, che è il nostro personale. Nella prima ondata queste 20.000 persone andavano a casa, trovavano una famiglia statica, quindi figli, mariti, mogli a casa. Nella seconda ondata queste 20.000 persone trovavano non più una famiglia statica ma dinamica, i figli a scuola, i mariti che lavoravano, le mogli che lavoravano. Molti contagi contratti in famiglia dal personale sono quindi stati individuati grazie ai test rapidi ed è grazie ai controlli che, nonostante i vaccini, gli incontri tra familiari e ospiti delle case di riposo devono e possono svolgersi in Gli sicurezza. anziani sono delle persone immunodepresse, quindi noi abbiamo già evidenze che qualche anziano, pur vaccinato, ha difese anticorpali pari a zero. Per quello la ripresa deve essere fatta con molta cautela.